Immaginiamo una ricetta Sì. per l'Italia, immaginiamo il cuoco che cucina questa ricetta. Bene, io vorrei cucinare per i politici, diciamo quelli classici, quelli che stanno lì da 20 anni, no? I Bersani, i Bindi, quelli anche dall'altra parte, sì. Dimmi, tutti quelli che stanno lì da sempre, dimmi. No, Berlusconi apparentemente è forse il più giovane di quelli vecchi, sta lì da 20 anni. A lui deve aspettare un trattamento a parte, perché lui esula da tutto quello che è un'altra cosa. A tutti quelli anziani che stanno cercando di D'Alema, tutti i democristiani, tutti questi qui, anche Storace, anche lui, a tutti questi, voi capite quello che sto dicendo, catrame e piume. Questo è quello. Li coprirei come ai vecchi tempi, olio bollente, li legherei per i piedi e li metterei a testa in giù e filmerei questa cosa e lo trasmetterei la domenica subito dopo la messa su Rai 1. A voglia gli ascolti eccezionali. Per quanto riguarda Berlusconi, lo vorrei invitare personalmente a casa mia. Perché vorrei provvedere personalmente io a quello che deve succedere a questo signore, e non l'ho detto né bene né male, però ci vorrei provvedere io. Io, per come stanno le cose oggi, cari signori, dovete votare Beppe Grillo. Perché? Sono contento che mi fai questa domanda, perché perlomeno lì abbiamo un comico vero di razza. Ah, che quello che... Gli altri fanno ridere, però fanno sul serio, che quello che... Beppe Grillo fa ridere, te lo dice, adesso ti faccio vedere, e chissà se fa sul serio o meno. Chi lo sa?